Tanta gente era sulle finestre e parlavano tutti insieme. Una cosa ho capito subito: arrivano gli italiani. Io e i miei fratelli siamo andati di corsa da Beppi e Marietto. Mario, intanto, mi diceva correndo che loro avevano già fatto una bandiera tricolore e che la portavano incontro ai soldati quando venivano. Noi non avevamo i soldi per comprare i pezzi di stoffa, allora abbiamo guardato bene come erano messi i colori e siamo corsi dal tabaccaio a prendere la carta a colori italiani. Avevamo 2 corone della mamma per la spesa e abbiamo preso tutta carta rossa, bianca e verde. La mamma era contenta ugualmente e ci fece la colla con la farina. Io tagliavo le carte e Mario incollava. E Silvio aiutava il papà che ci fece i bastoncini. Aldo guardava tutti e batteva le mani. E ne abbiamo fatta che per l'una piccina. Era il 3 di novembre e sembrava ancora estate. E c'era un sole bellissimo quel giorno. Tutte le strade erano piene di soldati austriaci che venivano in su dalla valle dell'Adige. Da una parte e dall'altra della strada era pieno di roba che buttavano via i soldati camminando. E fucili, giberne e maschere perché pesavano troppo. Molti sembrava venissero da lontano ed erano pieni di polvere sulle barbe. Sembravano più vecchi e più stanchi e andavano piano piano con la testa bassa verso le loro case a punta. Giù, verso Mattarello, in mezzo alla polvere e alla confusione dei tedeschi, passò un camion diverso dagli altri. E solo guardando dietro abbiamo visto il tricolore. E non abbiamo avuto il tempo di gridare di gioia. Allora abbiamo corso ancora più in fretta finché ne abbiamo visto venire un altro. E tutti noi, ragazzi, l'abbiamo fermato. E abbiamo dato un bacio a tutti i soldati che parlavano italiano come noi. Non potevano fermarsi e ci dissero che venivano subito dietro i soldati a piedi. E allora via di corsa e non capivamo più niente dalla contentezza. Siamo andati in città con i nostri soldati e tutti sembravano come matti e gridavano evviva! Le donne piangevano. Non so come avevano fatto a fare così in fretta tante bandiere tricolore. Prima non ce n'erano. Tutte le case dove c'era gente avevano la bandiera. E noi andavamo sempre con i nostri soldati per mano e loro ci parlavano italiano e si capiva tutto. Ed era bello. E loro ridevano e ci domandavano di noi. Noi gli dicevamo di tutto e della nostra lunga fame. E il mio soldato mi disse che non avremmo più avuto fame. E ci davano delle buone cose che avevano con loro e un buon pane secco che chiamavano galletta. Per molti giorni è stato come un bel sogno e non ho mai più visto gente così felice come allora. Non sparavano più e la scenera stava zitta. E levavano anche tutte quelle pezze nere dalle lampade. E pareva bella la città ora. Ciao!